e la formazione grosso modo secondo me dovrebbe essere questa, senza né né pro né contro né forse. Ci sarà Paolo Lopez ovviamente in porta, centrale di difesa Cristante, a destra Mancini. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, ce l'ho fatta, ho trovato 2 minuti liberi. L'amico l'asso di Roma che mi sta chiamando da un po', io purtroppo non ho potuto accettare, ma stasera facciamo questo pre-partita prima sul video e poi dopo vado anche sul suo canale per un po' di tempo, per la live. Ciao Stefano. Buonasera signori, buonasera, do il benvenuto e buonasera a tutto il canale del buon Valerio e buonasera anche a Valerio, e lo ringrazio sempre per questo invito pre-match che facciamo sempre ogni prima di Roma-Napoli o di Napoli-Roma, insomma. Mi so pure sbagliato, ogni prima non si può mai sentire, scusate pure questo italiano volgare. Ci può stare. Quindi, comunque, buonasera e ben trovato a tutti quanti. Allora, partita importante, fondamentale, stiamo a pari punti, è incredibile, ci arriviamo in maniera diversa probabilmente, noi molto discontinui avanti e indietro, voi molto continui con le piccole però gli scontri diretti, insomma come ci arriva la Roma adesso dopo una grande vittoria? Io ho fatto i complimenti proprio pubblici alla Roma come unica squadra che si è fatta rispettare in Europa, siete carichi immagino per la conquista? Beh, Vale, diciamo che questa conquista di un quarto di finale d'Europa è importante, anche visto un sorteggio difficile, ma si può fare, però ti dà motivazioni, ti dà una carica, no? Ovviamente a livello fisico sì, Mister Fonseca ha gestito dei titolari, li ha fatti giocare solo metà tempo, chi non ha giocato per niente, quindi a livello fisico non siamo magari al pari del Napoli che l'ha potuta preparare una settimana piena, però io sono d'accordo col mio mister, non ci sono alibi, è una partita importante, l'ha dichiarato anche lui, quindi conterà la voglia e soprattutto quello che di buono hai dimostrato in Europa, meritando di questo quarto di finale, ti deve dare un incentivo più anche per fare bene in queste gare importanti come quelle di campionato proprio con Napoli. Mentalmente molto molto bene arriviamo, fisicamente speriamo di tenere nei 90, però mentalmente molto molto bene. Senza dubbio, ho ascoltato da poco la conferenza di Fonseca e invidio il tifoso romanista che può ascoltare una conferenza pre-gara, cosa che il Napoli anche quando non è in silenzio stampa comunque non fa, quindi non abbiamo mai anticipazioni, mentre Fonseca è stato molto molto chiaro e lo sai che si è parlato di tutti gli allenatori possibili per il futuro per il Napoli e si parla anche di Fonseca, ma quindi è e continua a essere in dubbio la conferma di Fonseca nella Roma per l'anno prossimo? Sì, vale, perché io presumo e credo che adesso finito questo turno di Serie A si va verso la sosta e se non si muove niente in questa sosta qui sbattiamo ai primi d'aprile, anche per l'organizzazione del mercato estivo che verrà, il futuro, progettare. Non puoi fare tutto in fretta e in furia, ok? Quindi presumo che se non si sblocca un qualcosa entro gli inizi d'aprile per il rinnovo di Fonseca che scade al contratto in scadenza a giugno 2021, quindi adesso presumo che possa realmente andare via. Interessante. E parlando di futuro, ora noi ci giochiamo questo quarto posto, insomma, con l'Atalanta, poi vediamo se la Lazio, insomma, anche con la partita da recuperare. Però tenete presente, è difficile perché il Manchester United è una bella squadra e probabilmente poi dopo ci potrebbe essere l'Arsenal, ma avete quest'altra porta verso l'Europa bella chiara in testa nel caso in cui la lotta per la Champions si facesse più difficile? È inevitabile, Vale, non pensarci, anche perché convenzionalmente portarsi a casa un trofeo come questo ti permette intanto di portarti a casa un trofeo europeo di prestigio, ti apre le porte a una qualificazione diretta in Champions League in prima fascia, e terza cosa, i classici soldi che te ne entrano a bizzeffe, e l'ultima che sembra una stupidata, ma non è andarsi a giocare poi l'anno prossimo la Supercoppa, questa benedetta finale di Supercoppa europea contro la vincente della Champions League, quindi l'apoteosi sarebbe. Tanto prestigio. Ovviamente la Roma
Ovviamente la Roma è cosciente di questo. Ci sei arrivato con merito, incontrerai l'Ajax, quindi avrà un sapore questa sfida di Champions, perché è una partita di Champions Roma-Ajax, e sono una bella squadra. Ovviamente non è l'Ajax di 3 anni fa, però sono un buon collettivo, sono molto molto offensivi, ma la cosa bella è che la Roma, il calcio di Fonseca, il calcio che la Roma applica sotto le basi, no? E le mani di Fonseca è un calcio molto europeo, quindi interpretiamo molto bene il nostro gioco all'interno delle competizioni europee. Il fatto sta che l'Ajax gioca forte, ma ti lascia anche giocare, quindi questo per la Roma, non essendo una squadra che si chiude e s'arrocca, può essere anche un vantaggio, perché a livello di qualità, se andiamo a vedere le individualità, siamo nettamente superiori. Loro hanno un gruppo, un collettivo di giovani che giocano bene, spensierati e fanno grandi cose, però la Roma ha nel suo che comunque sia c'ha più qualità a livello di individualità, e se ci lasciano giocare ovviamente possiamo avere le nostre carte per poter far male a questo Ajax. Esattamente, e io veramente lo faccio senza problema, un in bocca al lupo, ma proprio anche per una questione di ranking, se la vogliamo vedere anche a livello egoistico e di mentalità, perché l'Italia sta perdendo proprio punti negli occhi del pubblico europeo, non ci siamo più, stiamo facendo ridere, e quindi in bocca al lupo. Il Milan ha dimostrato insomma di arrivarci vicino, il Manchester United non è impossibile, hanno dei giocatori forti, anche loro hanno tanti infortuni. A proposito di infortuni, Steva, se non sbaglio, il Napoli si lamenta di tutti gli infortuni, eccetera, eccetera, ma la Roma ne ha avuti quanto il Napoli, se non di più, a livello anche del Milan, tantissimi infortuni quest'anno. Io penso che negli ultimi veramente 2 anni e mezzo, siamo stati tempestati di infortuni. Cioè, dicembre scorso, no, questo passato da poco, un anno fa, la Roma disputava le partite con 14 giocatori, 14. Erano 11 in campo e 3 in panchina, poi tutte le restanti era tutta primavera. Ci sta a lamentarsi, ci sta che comunque sia ti roda perché non riesci a fare un campionato al massimo, perché non hai una rosa qualitativamente piena, visti gli infortuni. Mo c'è anche il Covid, oggi, ormai è un anno che stiamo con questo benedetto Covid, purtroppo tocca conviverci, ragazzi, è così, tocca andare avanti. Ripeto, la Roma sì, agli acciaccati ne recuperiamo 1, ne perdiamo 3, ne recuperiamo 2, ne perdiamo 5, però ad esempio mo riallacciandoci all'Europa, per l'8 aprile che sarà la sfida di andata in Olanda, in casa loro, questo è buono, molto buono, cioè la prima gara preferisco sempre disputarla fuori piuttosto che in casa, e avremo tutta la rosa a disposizione, avremo recuperato Veretù, avremo recuperato Mkhitaryan, mancherà solo Karsdorp per squalifica all'andata, però per il resto avremo veramente una rosa a disposizione, tutto totalmente a disposizione. E parlando di formazioni, possiamo avere un'idea più o meno di come la schiererà Fonseca domani? Cioè, il ritorno di Dzeko, credo, da titolare? Sì, ovviamente ha giocato Majoral, fatto bene, un'altra doppietta, capocannoniere dell'Europa League, ma domani contro una difesa arcigna, perché domani c'è una difesa arcigna, non so se giocherà Manolas, anche se recuperato, o appoggerà Maximovic a fianco al Koulibaly, ma serve la Bolli davanti, un giocatore, comunque sia un attaccante che faccia sportellate fisicamente sia con Maximovic / Manolas o Koulibaly all'occorrenza, quindi serve per forza un giocatore come Dzeko. Anche era Smalling che si presumeva, scusate, che doveva recuperare per domani, per la partita di domani, invece no, non lo vogliono rischiare, lo vogliono tenere pronto appunto in vista di questo 8 aprile d'andata, gara d'andata d'Europa, e la formazione grosso modo secondo me dovrebbe essere questa, senza né ma, né pro né contro né forse. Ci sarà Paolo Lopez ovviamente in porta, centrale di difesa Cristante, a destra Mancini come secondo di difesa, e come terzo di difesa a sinistra agirà Ibañez e Kumbulla partirà dalla panchina. In mediana Amadou Diawara, fronteggiato, accostato dal buon Villar. I 2 quinti di centrocampo saranno Spinazzola a sinistra, Karsdorp a destra, la tre quarti sarà composta da El Shaarawy, Pellegrini, e davanti Edin Dzeko. Questi dovrebbero essere gli 11 della Roma che fronteggeranno il Napoli.
Tanta roba. Noi abbiamo ancora dei dubbi, come hai detto tu bene, se Manolas o Maksimovic. Io credo che si possa reinserire Manolas, anche per come sente la partita, ovviamente quando affronti l'ex importante magari dai più anche di quello che hai. E insisto, secondo me probabilmente Gattuso insisterà su questa sorta di staffetta tra Mertens e Osimhen, dove poi il nigeriano può entrare nel secondo tempo magari a gara in corso e sfruttare la sua velocità. Ci sono ancora dei dubbi, però insomma sarà una partita probabilmente aperta. Io credo che il Napoli sta in una fase di mezzo dove non si vogliono chiudere troppo e aspettare l'avversario, però con il ritorno di alcuni giocatori importanti, individuo anche in Lozano una pedina che non hanno voluto rischiare, come voi non volete rischiare Smalling troppo presto. Non convocato? No, Lozano non convocato in quella precedente, adesso dovrebbe tornare. Ok. Quindi sì, ci può essere anche lì l'avvicendamento con Politano. Tra l'altro non convocato in nazionale, convocato Bernardeschi. Io non lo so, giusto per chiudere, perché adesso chiudiamo, queste nazionali servono, non servono, questa pausa magari ci potevamo rilassare un attimo, e invece no, partono e rischiano di infettarsi, di infortunarsi. Vale il discorso che Mancini ad esempio della Roma ne ha convocati tipo 4-5, li ha convocati tutti italiani, ha convocati tutti. Diciamo che sto un po' in apprensione, sono sincero, sto un po' in apprensione. Diciamo che a livello qualitativo, se devo commentare la scelta di portare una pippa come Bernardeschi piuttosto di lasciare, scusate il termine ragazzi ovviamente, no, ci sta, invece di portare un Politano che sta facendo tanto bene al Napoli, tanto bene al Napoli, non capisco la non convocazione, quindi il non merito di portarlo perlomeno in queste 2 settimane con la nazionale e porti una grande pippa come Bernardeschi. Ripeto, il rischio purtroppo il rischio c'è, anche perché mi sa che Insigne è stato convocato, no? Insigne è convocato. Sì, e come fai? Certo. Insigne è convocato, quindi lo stesso Mertens probabilmente partirà col Belgio, è ancora in recupero fisico, ma comunque in nazionale lo chiamano. E insomma, purtroppo questa è la sorte delle squadre che hanno i campioni. Andarci ok, cioè che tornino ok, tocca vedere se tornano col Covid o senza. È quello il problema, è quello il rischio, perché non è tanto l'infortunio, a meno che non ti dice male come Zaniolo, capito? Perché si è infortunato con la nazionale. Il problema è come tornano, se tornano come l'hai lasciati o se te tornano magari da un mezzo strappo, un infortunio normale, oppure col Covid proprio, vale? È quello il pensiero. Ma però uno se ne mette pure nei panni del CT Mancini, ma come le fa le prove in vista del questo europeo che partirà a giugno se non convoca nessuno e non gioca le partite? Come ci pensiamo di presentarci a questo europeo, Valerio, se non gli diamo la possibilità al CT di cercare di sperimentare la migliore Italia da presentare all'europeo? Cioè io capisco tutti, capisco le società, capisco i tifosi, ma capisco pure il CT Mancini che a giugno parte l'europeo, vale? No, è quello così. Ragazzi, tocca starci, sono rischi che purtroppo dobbiamo conviverci, dobbiamo prenderci e farsi meno padroni e farsi il segno della croce, sperando che non succeda niente. C'è poco da fare. Signori miei, io ringrazio Stefano Lasso di Roma e ci vediamo più tardi praticamente sul suo canale live e ci facciamo un'oretta insieme. Grazie Stefano per la tua disponibilità e buona partita. Ovviamente grazie a te Valerio per l'invito e saluto tutto il tuo popolo e vi mando un forte abbraccio, buona partita a tutti e niente, a stasera, grazie mille ragazzi. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.